ricerche per un bimbo di 5 anni perso sulle piste da sci tra le nevi del Verena nell'altopiano a Roana, squadre di soccorso impegnate senza sosta. Non si può seguire Zelensky all'infinito, ci porta all'isolamento in Europa, questa guerra deve finire. Il governatore Zaia con Trump dopo lo scontro, sciocca la Casa Bianca, PD all'attacco, parole agghiaccianti, lui come Salvini, costretti a tagliare i consumi di riscaldamento, gas e luce per far fronte al caro bollette. In Veneto oltre 300.000 persone in povertà energetica, a soffrire anche le piccole imprese secondo la CGA. Nel giorno in cui il sindaco di Mogliano passa a Fratelli d'Italia, i meloniani tornano all'attacco sulla regione, il nome del candidato presidente tra aprile e maggio, dice De Carlo, e si apre anche la partita dei comuni. L'assassinio di Giulia Cecchettin, trasferito dalla sezione protetti del carcere di Montorio a quella dei detenuti comuni, i legali di Turetta preoccupati, serve una particolare attenzione. 3 indagati con l'accusa di omicidio colposo per la tragica fine dell'erede della famosa azienda dei distillati in una piscina termale a Teolo, per l'autopsia è morta annegata. Acquista un gratta e vinci da 5 euro in un bar di Ponte di Piave, ne vince 500.000, il fortunato è un giovane operaio e papà, la sua emozione ai nostri microfoni. Ultimo weekend di Carnevale a Venezia, prima del gran finale con il martedì grasso, senso unico e transenne a Rialto per gestire l'assalto e i flussi di turisti. La nave più antica della Marina Militare accolta nel Golfo di Trieste da centinaia di barche, migliaia di persone e lo spettacolo delle frecce tricolori in cielo. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Incominciamo dalla notizia che avete sentito nei titoli, che è necessariamente in aggiornamento, si spera un aggiornamento in positivo. Un bambino di 5 anni disperso sulle piste da sci del Verena a Roana. A lanciare l'allarme è stato il padre del bambino che alle 16:30, il momento di chiusura delle piste, si è accorto dell'assenza del figlio. Immediatamente si sono attivati i soccorsi, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile. La famiglia, probabilmente dei turisti in soggiorno sull'altopiano, stava trascorrendo la giornata, come detto, sulle piste. Le ricerche vedono in questo momento impegnato anche l'elicottero del soccorso alpino che sta scandagliando la zona. Sono minuti e ore frenetiche, visto ovviamente l'approssimarsi della sera e il calo delle temperature. Se avremo delle novità su questo caso, naturalmente ve le daremo nel corso dei nostri telegiornali. Andiamo alla politica. Non possiamo seguire Zelensky all'infinito, l'asse Stati Uniti-Europa resta quello vincente. Le parole di Luca Zaia all'indomani dello scontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il leader ucraino, parole agghiaccianti, posizione vigliacca e miope, attacca il Partito Democratico. Right now you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. L'Europa non può continuare con questa guerra, non può sostenere questa guerra e penso che sia doveroso trovare la pace. Non ci sono altre vie di uscita perché comunque le guerre hanno un inizio e una fine e questa guerra è già durata troppo. Non è una questione di essere filorussi perché la Russia è stata l'aggressore, però è inevitabile che a seguire Zelensky all'infinito si porta all'isolamento dell'Europa e lasciamo liberi gli Stati Uniti, rischiano di diventare la nostra controparte a fare diciamo merintese con altre parti del mondo che a noi non sono amiche. All'indomani di una delle giornate più tese e drammatiche dal punto di vista geopolitico, con lo scontro Zelensky-Trump alla Casa Bianca, Luca Zaia fa intendere chiaramente da che parte sta, con la premessa che solo in Veneto l'export verso gli Stati Uniti cuba 8 miliardi di euro ogni anno. Ma la questione per Zaia, che sembra così scaricare il leader ucraino, non è soltanto economica. E noi sappiamo benissimo che se abbiamo la democrazia lo dobbiamo anche al ruolo degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Quindi detto tutto questo, Europa e Stati Uniti sono amici, devono continuare con questa amicizia e io direi devono anche costruire relazioni tali per cui si dia vita a un vero asse, quello USA-UE. L'asse USA-UE è l'asse vincente nel mondo. Realpolitik o che altro per la capogruppo Dem in regione Vanessa Camani. Zaia dice parole agghiaccianti, ma è l'intero Partito Democratico che va all'attacco. Una posizione, quella di Zaia, che coincide con quella di Salvini, da tempo contro l'Europa e da tempo filo Putin, in una posizione che io ritengo essere sbagliata, miope e anche vigliacca. Non si può dire a Putin
ai carta bianca. Intanto Fratelli d'Italia, anche in Veneto, tiene la linea dell'esecutivo. La Premier, questa ha la convinzione, saprà mediare. Credo che Meloni, come sempre, sia il collante delle alleanze e l'abbia dimostrato anche ieri quando ha fatto appello subito a una riunione di tutti gli alleati. Gli analisti americani dicono che Trump va preso seriously but not literally, che vuol dire seriamente ma non necessariamente alla lettera. Chiama invece alla mobilitazione di Popolo il Verde Andrea Zanoni, alla ribalta delle cronache non solo nazionali, per aver sollevato il caso del figlio di Trump, accusandolo di aver praticato caccia abusiva nella laguna veneta, episodio certo piccolo ma forse evocativo di un lessico familiare. Ci aspettano a mio avviso tempi bui, perché questo ha una considerazione della democrazia e naturalmente di tutte le istituzioni che non siano gli Stati Uniti d'America come qualcosa da conquistare, come qualcosa che ha un prezzo, come qualcosa da comprare. E lo scontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca inquieta la gente. Sentiamo il parere dei trevigiani. Cosa ne pensate di quello che è successo tra Trump e Zelensky? Se vi preoccupa? Beh, un pochino ci preoccupa sicuramente, anche perché questo presidente americano sta cambiando proprio lui le carte in tavola, secondo il nostro parere. E poi il futuro è un po' buio, incerto. Secondo lei è lontana adesso la pace in Ucraina? Ho paura di sì perché non si è comportato bene Trump. L'Ucraina è stata invasa e quindi non ha senso questo, insomma, ammettere di essere dalla parte del torto proprio no. È stato un po' scandaloso come Trump ha risposto a Zelensky quasi mettendosi contro, in realtà cambiando del tutto la sua posizione, quindi sì, effettivamente è scandaloso come cambi da un giorno all'altro. Ecco. La pace è lontana? Direi di sì. Secondo me stiamo rischiando molto. Anche perché siamo proprio vicini e di conseguenza con Zelensky che non vuole mollare la vedo dura. Secondo lei è necessario che facciano entrambi un passo indietro in questo momento? Certo, decisamente. Sì, pazzesca. La preoccupa? Sì, molto veramente. Speriamo in bene, perché fra due matti non so, guarda. La pace è lontana secondo lei? Io spero di no perché poveretti, basta. È abbastanza preoccupante, anche perché la trovo un po' una presa in giro nei confronti del popolo ucraino, diciamo. Secondo lei la pace è lontana? Sì, credo di sì. Secondo lei questo scontro che c'è stato può allontanare la pace e rendere difficili le trattative? No, secondo me Trump vuole risolvere la situazione ma a modo suo. Situazioni che sappiamo che ricadutano poi sull'economia. Parliamo di caro bollette. In Veneto oltre 300.000 persone in povertà energetica e a soffrire sono anche le microimprese. L'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre. Famiglie spesso numerose che vivono in abitazioni poco salubri, fredde d'inverno e calde d'estate, con livelli di illuminazione scadenti. Famiglie che per far fronte al caro bolletta risparmiano sui consumi. Sono circa 135.000 in Veneto le famiglie in cosiddetta povertà energetica, oltre 300.000 persone. Il rapporto dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre racconta di uno scenario preoccupante che rispecchia il dato nazionale. I nuovi poveri che non riescono a far fronte alle spese di un mercato dell'energia impazzito anche per gli scenari internazionali. Questione che non riguarda solo le famiglie, a soffrire in modo evidente sono anche le microimprese. Nella nostra regione rappresentano il 94% del totale delle attività economiche in cui è impiegato il 39% dei lavoratori. Caro energia che costa il 165% in più rispetto alle grandi aziende. A soffrire maggiormente sono le attività con meno di 10 dipendenti e un fatturato o un bilancio anno inferiori a 2 milioni di euro. È delle scorse ore l'intervento della Premier Meloni che ha annunciato per questo lo stanziamento di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 per le imprese. Il governo ha fatto bene a introdurre i bonus per mitigare il caro bollette, ma se anche in Veneto le microimprese pagano 2,5 volte in più l'energia delle grandi aziende, è evidente che bisogna intervenire legislativamente per redistribuire il carico, soprattutto delle tasse e degli oneri. Anche perché gli artigiani e i piccoli commercianti nel 70% dei casi lavorano da soli. Pertanto i rincari della luce e del gas li stanno pagando 2 volte. La prima sulle botteghe o i negozi dove esercitano l'attività, la seconda sulle utenze domestiche.
Abbiamo un aggiornamento sul bimbo disperso sulle piste da sci del Verena, perché il bambino, ce lo hanno confermato fonti ufficiali, è stato ritrovato e siamo contenti anche noi naturalmente di dare questo annuncio. È stato ritrovato, è in buone condizioni, quindi l'allarme è fortunatamente rientrato. Vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti. Ecco, era sceso su una pista non utilizzata fuori dalla zona delle ricerche, lì c'è una temperatura già rigida naturalmente, 0 gradi, 40 soccorritori sono intervenuti sul posto. Fortunatamente il bimbo uscito appunto dalla pista battuta è finito lungo una strada secondaria, arrivando vicino all'abitato di Roana in località Baito alla Spelonca, sta bene e dunque tutto si è risolto per il meglio. Allarme rientrato e davvero un sospiro di sollievo per la famiglia e anche per tutti quelli naturalmente che sono stati in pena per questo bimbo. Parliamo delle regionali in Veneto adesso. Il nome del candidato del centrodestra potrebbe essere ufficializzato tra aprile e maggio. Tutte le ipotesi sono sul tavolo, dice il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Nella Marca si apre la partita per Castelfranco e Montebelluna. Chi lavora per dividere non ha ben compreso che i veneti vogliono un centrodestra unito. Se qualcuno lavora per dividere lo fa esclusivamente per il proprio tornaconto personale e non può far parte né di alleanze con Fratelli d'Italia e nemmeno con il centrodestra. È altro rispetto al centrodestra. Non fa nome il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, nel giorno in cui a Mogliano il sindaco Davide Bortolato entra tra le file dei meloniani, ma in politica con una presidenza di regione in ballo nessun riferimento è puramente casuale, soprattutto se i tempi cominciano a stringere. Se dovessimo, come appare più probabile, votare verso la fine di questo autunno, sarà facile che un nome possa emergere tra maggio e aprile. La primavera è solo alle porte, ma il clima è già torrido. 2 gli schemi di gioco, il primo con un presidente leghista accerchiato da meloniani. Oppure un candidato governatore di Fratelli d'Italia con degli assessori della Lega. Tutto è sul tavolo e noi sul tavolo siamo forti. Ma i messaggi lanciati da Mogliano non finiscono qui. Dobbiamo avere fame, noi non siamo famelici, noi abbiamo fame di risolvere i problemi della nostra collettività. A noi non interessano le poltrone. Famelico era il termine che un articolo del Foglio attribuiva al sindaco leghista di Treviso Mario Conte, dato tra i papabili per il dopo Zaia nel descrivere gli alleati di Fratelli d'Italia, dichiarazioni smentite più volte dallo stesso primo cittadino, ma evidentemente un capitolo niente affatto chiuso nel centrodestra. Il gelo è totale. Utilizzo questo termine per caso, non è rivolto a nessuno. Nessuno specifico? No, non mi occupo mai degli altri, io penso sempre a gestire la mia comunità. Gli altri immagino che siano compiti di altri. Treviso che per i meloniani resta contendibile per il dopo Conte, ma prima del capoluogo ci sono altre città di peso. C'è appunto prima Castelfranco, poi ci sarà appunto Conegliano e Montebelluna, la mia città, e quindi insomma ci confronteremo, capiremo, valuteremo e faremo insomma tutte le analisi del caso per capire gli spazi, ma soprattutto partire intanto dalle idee, dai programmi e poi dalle persone. Non farete più le ancelle, diciamo così, della Lega? Non abbiamo mai fatto le ancelle della Lega, mai. Noi siamo un partito, abbiamo dignità, noi però siamo il collante del centrodestra, noi siamo quelli che tengono unito il centrodestra. Torniamo alla cronaca. Filippo Turetta, il 23enne condannato all'ergastolo per l'omicidio, lo sapete, di Giulia Cecchettin, è stato trasferito dalla sezione speciale del carcere di Verona a quella dei detenuti comuni. Filippo Turetta è stato trasferito dalla sezione protetti del carcere Montorio di Verona a quella di media sicurezza assieme ai detenuti comuni. Condannato all'ergastolo dal Tribunale di Venezia il 3 dicembre dell'anno scorso per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, Turetta era stato arrestato in Germania il 19 novembre 2023 al termine di alcuni giorni di fuga e quindi rinchiuso 6 giorni dopo nel carcere di Verona. Durante tutto il periodo di detenzione il 23enne era finora sempre rimasto nella sezione
sezione protetti. Il trasferimento coi detenuti comuni è avvenuto questa settimana. Una decisione che pare essere motivata dal sovraffollamento della sezione riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale, ma anche dalla scelta di far proseguire il percorso di recupero di Turetta nelle altre aree del carcere. I legali del giovane non avrebbero avanzato alcuna opposizione al trasferimento, limitandosi al momento a sollecitare però una particolare attenzione per un detenuto che tornerà sotto la luce dei riflettori quando saranno depositate le motivazioni della condanna all'ergastolo. Questo avverrà non più nei primi giorni di questo mese, ma a metà del mese prossimo, dopo che è stato concesso uno slittamento di 40 giorni rispetto al termine di 90 per il deposito. Ora l'omicidio di Pernumia invece, perché è arrivata dalla Corte d'Assise la condanna per l'imputato. Una banale lite, poi degenerata e trasformatasi in tragedia. Era il 28 agosto del 2023 quando a Pernumia, Bassa Padovana, perse la vita Anouar El Guttaia, un marocchino di 27 anni colpito alla gola con un coltello. Ad essere accusato un gambiano 25enne, Sana Touré, entrambi richiedenti asilo, e ora per lui è arrivata anche la condanna a 14 anni di reclusione per omicidio con rito abbreviato in Corte d'Assise a Rovigo. I due vivevano insieme in una villetta abbandonata e la lite scoppiò per uno zainetto che conteneva vestiti che uno non voleva restituire all'altro. La discussione proseguì all'esterno dell'abitazione, lungo la strada di campagna che conduce a Battaglia Terme e dove la vittima fu colpita mortalmente alla gola con un coltello. L'aggressore fu rintracciato poche ore dopo in un centro di accoglienza di Battaglia e arrestato. Ora, a 1 anno e mezzo di distanza, la condanna a 14 anni. La difesa ha già annunciato che farà ricorso alla Corte d'Assise d'appello, convinta che si sia trattato di un episodio di legittima difesa. A Venezia invece l'interrogatorio di garanzia di Alex Lucchesi, ritenuto l'autore della sparatoria di lunedì scorso a Chiarano, ha scelto di rimanere in silenzio in attesa di essere sentito dai magistrati trevigiani all'origine del tentato omicidio del genero, l'esasperazione per la situazione familiare che viveva, così ci ha spiegato il suo legale. Ha scelto di rimanere in silenzio davanti al GIP di Venezia Alex Lucchesi, il 52enne Sinti che deve rispondere del tentato omicidio del genero Gregory Malacarne lunedì scorso a Chiarano. Nell'aula del carcere di Santa Maria Maggiore dove è rinchiuso, Lucchesi, convocato per l'udienza di convalida, è apparso più lucido, ma la strategia del suo difensore è quella di riservare il suo racconto dei fatti al faccia a faccia che avrà con i magistrati trevigiani che detengono il fascicolo a suo carico. L'interrogatorio di garanzia è avvenuto in Laguna, come pure la sua incarcerazione, solamente perché il 52enne è stato catturato dopo 3 giorni di fuga a Ceggia. Abbiamo deciso di non rispondere in quanto questo era una convalida del fermo per rogatoria, cioè fatto dal giudice che non sarà il suo giudice, quindi noi abbiamo dichiarato che intendiamo rispondere e risponderemo alle domande al pubblico ministero di Treviso. Quando lui riterrà di interrogarlo noi siamo pronti, quindi potrà essere la prossima settimana. Rimane il movente legato a un tradimento della moglie di Lucchesi, tenuto nascosto da Malacarne, suocero e genero venuti alle mani, da cui la determinazione del 52enne di vendicarsi. C'è stata una situazione familiare che purtroppo lo ha esasperato, questo si può dire, i dettagli ovviamente li diremo al pubblico ministero. A monte sicuramente c'era una situazione di grosso disagio familiare da parte del Lucchesi. Sconvolto nelle prime ore dopo la cattura, malato per sua stessa rivelazione, Lucchesi sta riprendendo consapevolezza dell'accaduto ed è determinato, conclude il suo legale, a dare la sua versione alla procura trevigiana che ha formulato nei suoi confronti la pesante ipotesi di reato. Adesso qualcosa ricorda, ma ripeto, aspettiamo l'interrogatorio e diremo tutto al pubblico ministero. Tra indagati invece con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Pupa Luxardo, l'ereditiera della famosa azienda di distillati, il 23 novembre in una piscina termale a Teolo. Pupa Luxardo è morta annegata. Sarebbe questo l'esito dell'autopsia sul corpo dell'82enne, componente della famiglia, fondatrice della distilleria di Torreglia. La donna aveva perso la vita nella piscina termale di un albergo di Teolo e inizialmente si era pensato ad un malore. Erano stati gli altri frequentatori della piscina, lo scorso 23 novembre, ad accorgersi che Pupa Luxardo era in difficoltà
e l'avevano soccorsa, ma nonostante l'intervento dei sanitari del SUEM 118 era aspirata poco dopo. Nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, sono iscritti la badante, il bagnino e il titolare dell'hotel. Pupa si trovava in albergo da alcune settimane per seguire un percorso di riabilitazione. Ora le indagini si concluderanno con la relazione medica che probabilmente aiuterà a ricostruire meglio la dinamica dell'incidente e quindi i magistrati dovranno accertare le eventuali responsabilità sul piano della sicurezza. Voltiamo decisamente pagina adesso, andiamo a Ponte di Piave nella Marca trevigiana, acquista un biglietto da 5 euro in un bar, ne vince 500.000, il fortunato è un giovane papà di Sant'Andrea di Barbarana. Ho provato una gratta vince 20 per e ho vinto 500.000 euro. Eccolo il biglietto vincente da 5 euro che ha permesso ad Albin, 26 anni, originario del Kosovo, da 8 anni in Italia, di vincere 500.000 euro. Lui, residente a Sant'Andrea di Barbarana, operaio per una ditta edile di San Polo di Piave, come ogni sabato di rientro dal lavoro si è fermato nel bar Gioca Tutto, a 2 passi dal municipio di Ponte di Piave. Ha acquistato Italiando e dopo aver grattato sotto gli occhi degli amici la sorpresa. Ho chiamato mio fratello prima e ho detto se è vero o no. Dopo siamo andati da signora qua che lei mi accetta che ho vinto questi, ma non possiamo fare qua niente, serve andare in banca, mi ha detto. Non è la prima volta che la titolare del bar, Monica Pianca, vende un biglietto vincente, era già successo nel 2013. Allora, come oggi, il fortunato giocatore si era portato a casa 500.000 euro, un'emozione che si rinnova. Non ci si crede, perché a vederli è una cosa, dal vero è un'altra. È proprio tutta un'altra, li leggi 2 o 3 volte per renditi conto. Penso che anche il fortunato vincitore non si sia reso ancora conto. È un nostro cliente, quindi va bene così. Albin, sposato, papà di un bimbo di 1 anno e mezzo, guarda e riguarda quel biglietto che cambierà la vita sua e della sua famiglia. Lo tieni stretto quel biglietto? Sì, bisogna. Abbiamo fatto sacrificio in lavoro, adesso 400, quanto sono? 500.000 euro. Come no, questa, finché prendiamo soldi, sempre vicino. Cosa ne farai adesso? Adesso provo a parlare con famiglia e comprare una casa o qualcosa qua. A Venezia adesso, che ha vissuto una nuova giornata intensa, naturalmente letteralmente presa d'assalto per l'ultimo sabato di Carnevale, in vigore controlli e sensi unici per evitare gli ammassamenti, ma la municipalità attacca il comune, manca programmazione. Anche l'ultimo fine settimana del Carnevale 2025 significa per il centro di Venezia un fiume di persone che inizia a scorrere ininterrotto dalle prime ore della mattina. Per evitare pericolosi intasamenti nei momenti di piena, sul ponte di Rialto è stato ripristinato il doppio senso obbligatorio di circolazione, sulla cui osservanza vigilano gli agenti della polizia locale. I banchetti di souvenir che abitualmente riducono a 2 stretti corridoi il passaggio in Salizzada Pio X sono stati provvidenzialmente ammassati qualche metro più in là, in Campo San Bortolo, dove cingono d'assedio la statua di Carlo Goldoni. Come vanno gli affari a Carnevale? Bellissimo, tutto particolare, maschera, è venduto calamita, è tutto così. Sono i giorni migliori dell'anno. Sì. Al di là dell'entusiasmo per la festa, l'enorme mole turistica che attraversa Venezia in certe giornate pone anche nel migliore dei casi un problema di vivibilità, nel peggiore un problema di ordine e di incolumità pubblica. Marco Borghi è presidente della Municipalità di Venezia. È una scena che, come dire, dichiara una incapacità organizzativa, gestionale dei flussi. Bisogna fare, come dire, degli studi sui carichi di soglia, indirizzare le masse che arrivano sostanzialmente da 3 punti, la stazione Piazzale Roma e il Tronchetto, e appunto organizzare un piano operativo. Pur con questi problemi, che non sono da poco, il livello dell'organizzazione culturale del Carnevale si mantiene molto alto e l'emozione di essere a Venezia rimane comunque fortissima. Follato ma molto bello. Peggio. Pensavate peggio? Sì. Cosa vi ha spinto a venire? La curiosità.
È soddisfatta? Sì, molto. Per quanto possa apparire singolare, questo giovane londinese è arrivato a Venezia senza sapere che c'era il carnevale ed è stata una piacevole sorpresa. C'è invece venuta apposta per carnevale, dopo tante altre visite, la coppia francese in maschera. Con tutte queste foto, dice lui, ci sentiamo come delle star. On fait beaucoup de photographies comme si on était les stars. Sempre meno e sempre più marginalizzati invece i residenti, secondo Marco Borghi e la delegata al turismo della municipalità Sara Arco, non si sentono affatto delle star ma delle comparse. Questa manifestazione è diventata d'uso e consumo per i turisti e noi ci sentiamo in alcuni momenti veramente come dei figuranti che passano, osservano, e quindi si è rovesciato quello che era lo spirito autentico del carnevale, che ci piacerebbe essere ripreso. Da Venezia a Trieste, perché l'Amerigo Vespucci è arrivato in città accompagnato da oltre 1300 imbarcazioni e da 2 sorvoli delle frecce tricolori. Ad attenderlo lungo le rive c'erano migliaia di persone tra triestini, turisti e tanti familiari dell'equipaggio. Ecco la pattuglia acrobatica nazionale pronta a passare in rassegna con il suo tricolore la flotta della Barcolana Boat Parade Special Edition e a donare questo tricolore alla nave scuola Vespucci per il suo ritorno in Italia. E proprio qui a Trieste, sul nostro golfo bianco, rosso, verde, il saluto della pattuglia acrobatica italiana a nave Vespucci. Una festa dal mare, dal cielo e dalle rive per l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Trieste. Di ritorno in Italia da un tour mondiale durato oltre 1 anno e mezzo, la più antica unità della Marina Militare Italiana è stata salutata da ben 1333 imbarcazioni in mare per la Barcolana Special Edition, una boat parade per accogliere quella che a ragione è conosciuta come la nave più bella del mondo. Momento clou, lo spettacolo di ben 2 sorvoli della pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori, a sottolineare l'ingresso di nave Vespucci in porto a Trieste. La Bora ha accolto e in parte rallentato le lunghe operazioni di ormeggio del veliero parallelamente alle rive davanti a Piazza Unità. Ad attendere il Vespucci migliaia di persone assiepate sul molo Audace e lungo le rive, circa 12.000 tra triestini, turisti, familiari dell'equipaggio della nave, che proprio da Trieste ripartirà per il tour Mediterraneo attraverso 17 tappe lungo le coste italiane con 2 soste all'estero. Su queste immagini noi chiudiamo, grazie per averci seguito, tra poco le previsioni del tempo e l'edizione di Venezia. Arrivederci.